Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla Rigamonti Ceppi si affrontano Lecco e Prosesto, entrambe squadre che vogliono cercare di raddrizzare l'inizio di stagione, in particolare la squadra ospite. Solo un punto per l'ex mister Andreoletti. Un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'alluvione nelle Marche. Ecco che invece la squadra di Tacchinardi, reduce dal brutto, pesante KO in quel di Vicenza, 4 reti, nonostante una buona prima ora giocata. Il fischio d'inizio con il direttore di gara Rinaldi di Bassano del Grappa. Ma sarà un brutto primo tempo quello del Rigamonti Ceppi. 18esimo calcio d'angolo per il Lecco, dalla destra arriva il cross, il tentativo di colpo di testa di Battistini. Nessun problema per Delfrate. Scelta cromatica discutibile delle maglie della Prosesto, anche con quella del portiere. Vaglica prova con il mancino da lontano. Stucchi senza patemi, la rinvia, ancora calcio d'angolo. Nel primo tempo succede, come detto, poco. Altro colpo di testa e ancora una volta Zeliak in questa occasione. Ancora una volta Delfrate la blocca. Ripresa più viva, più scoppiettante, subito la Prosesto che cerca di imporre un ritmo diverso. Lecco che invece entra non benissimo in campo. Azione travolgente sulla sinistra, poi c'è la palla per il colpo sul palo di D'Amico. Diagonale, il primo vero tiro in porta, lo rivediamo. D'Amico va con il piattone a colpire sul palo lungo. Stucchi battuto, ma c'è il palo a salvare il Lecco. Poi ancora da sinistra l'azione della Prosesto. Tentativo di Bruschi, entrato nella ripresa, fuori. 56esimo Maldonado dal calcio di punizione. Viene rimesso dentro il pallone, poi Magni prova una spettacolare rovesciata, tutto molto complesso però qui per il Lecco. Non riesce a creare pericoli. Gli ingressi dalla panchina di Magni, di Scapuzzi, di Zuccon, per cercare di ribaltare la partita. Ecco l'ingresso anche di Bianco per D'Amico nelle file degli ospiti, contropiede dopo una palla persa al limite dell'area dal Lecco. L'apertura qui viene travolto Bianco. Giallo per Giudici. Rivediamo in ritardo. Azione travolgente di Gabriel Bianco. Entrato bene dalla panchina Bruschi, il tocco e poi arriva Swagger che porta in vantaggio i suoi. Qui però rivedibile ancora una volta, come è successo in molte occasioni quest'anno e anche nella scorsa stagione, il Lecco rivedibile sui calci piazzati, troppo vulnerabile. Qui un primo tocco e poi Swagger che batte Stucchi nel cuore dell'area piccola. Un po' nulla il portiere del Lecco. 1-0. C'è la reazione di nervi più che di convinzione e di qualità del Lecco. Giudici sgroppa a destra, entra bene in area, poi perde forse il momento per calciare in porta. C'è una deviazione. Ci sarà una serie di calci d'angolo per il Lecco, ma non grandissimi pericoli per la porta di Delfrate. Qui Giudici perso un tempo di gioco per calciare, forse se la allunga un pochino. Eccolo il corner, Zeliak, la parata di Delfrate. Questa è la più grande occasione del Lecco, che come detto crea tanto in questa fase, ma soltanto in questa occasione va vicino al gol. Contropiede portato da Bianco che scambia con il compagno e poi va a calciare con il mancino. La risposta di Stucchi, aveva scambiato bene con Capogna, ex di giornata anche lui, come mister Andreoletti. Dall'altra parte il cross buttato dentro, l'anticipo di Delfrate su Pecorini, entrato a sua volta dalla panchina. 84esimo. 89esimo sulla destra
l'azione della Pro Sesto. È in vantaggio Pecorini, che però qua non riesce, si fa portare via il pallone. Allora Bianco, cade Zuccon, non c'è fallo. Bianco entra in area e trafigge Stucchi con un violento diagonale sotto l'incrocio con il mancino. 2-0, chiude la partita all'89 la Pro Sesto. Ma ancora una volta, come un coltello, una lama nel burro, Zuccon cade, opposizione troppo fragile, non c'è neanche fallo secondo il direttore di gara, e a quel punto però a vita facile Bianco, decisivo in questa partita con la punizione procurata per il gol del vantaggio e poi il raddoppio. Nello scadere Giudici ci prova con il mancino, non trova la porta e finisce così. Finisce 2-0 per la Pro Sesto, che sbanca il Rigamonti Ceppi e prende 3 punti importantissimi nella lotta per la salvezza.